Shock nella Marca e nello sport per la morte improvvisa dell'ex calciatore di Montebelluna Patrizio Billio, stroncato a 48 anni, era tra i responsabili della Milan Academy. Benzinai, nel pomeriggio nuovo vertice in extremis al Ministero per scongiurare lo sciopero di 48 ore, stop scattato alle 19. FAIB, Confesercenti decide la serrata solo per domani, ma i gestori trevigiani e le altre sigle restano sui 2 giorni di protesta. 30 autisti mancano all'appello di Moma, l'azienda avvia il progetto Academy per la formazione dei conducenti. A Quinto di Treviso l'assemblea regionale dello SPCGL, un pensionato su 3 in Veneto vive con meno di 1.000 euro, allarme sanità, le liste d'attesa continuano ad allungarsi. All'ex caserma Zanusso sono arrivati nuovi migranti, si sta sfiorando nuovamente la capienza massima, la preoccupazione della prima cittadina di Oderzo. Rifiuti abbandonati sulle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO identificato, l'eco vandalo, le nostre telecamere avevano mostrato il degrado, il grazie del sindaco. Anche a Treviso la manifestazione ciclabile umana, i ciclisti si sono disposti con i loro mezzi lungo Viale Dalviano per impedire la sosta selvaggia e il transito dei mezzi a motore. Ha passato più di 4 anni in prigionia nei campi dell'Unione Sovietica, la storia del reduce 104enne Giuseppe Bassi nel documentario Bassi l'ora, giovedì sera alle 21:15 su Antenna 3. Un'intervista esclusiva andrà in onda questa sera a Ring. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi dunque i titoli, ma subito, come per gli altri telegiornali e come ogni lunedì e martedì, vi mostriamo il sondaggio che abbiamo lanciato oggi e che riguarda la vicenda dell'ex macellaio Walter Onichini, il ritorno a casa, l'affidamento in prova per l'uomo che sparò al ladro che era entrato appunto in casa. Giusto per voi questa misura? Se per voi la risposta è sì, 0422 162 6691, se per voi invece no, 0422 162 6690, come sempre la chiamata è gratuita, vedrete scorrere nel corso del nostro telegiornale appunto questo sondaggio dedicato dunque alla sicurezza, un tema fortemente percepito nella Marca trevigiana, bersagliata dai furti continui. Come sempre l'esito questa sera durante la trasmissione Ring dalle 21:15 con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Adesso invece la cronaca e lo shock nella Marca, nel mondo dello sport della Marca, ma non solo, per la morte improvvisa dell'ex calciatore di Montebelluna Patrizio Billio. Aveva 48 anni, un malore improvviso, insegnava ai bimbi del Milan a giocare. Ieri ci ha prematuramente lasciato Patrizio Billio, cresciuto nel nostro settore giovanile e dal 2011 allenatore della nostra scuola calcio in Kuwait. Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari. Riposi in pace, Patrizio. Con questo tweet il Milan ha voluto ricordare l'ex calciatore montebellunese Patrizio Billio, 48 anni, prematuramente scomparso ieri per un arresto cardiaco mentre stava giocando a padel. La tragedia si è consumata davanti agli occhi di alcuni amici che erano con lui a Kuwait City, dove l'allenatore viveva insieme alla moglie e al figlio. Il calcio entra a far parte della vita di Patrizio sin da quando è piccolo, cresciuto nelle giovanili del Montebelluna, viene poi ingaggiato dal Milan. La sua carriera di calciatore lo porta a militare nel Monza, nell'Ancona e successivamente in diverse squadre della Gran Bretagna. Dal 2011 diventa responsabile della scuola calcio Milan in Kuwait. La scorsa estate collabora come direttore tecnico al Milan Summer Camp di Cortina d'Ampezzo. Al suo fianco l'ex giocatore e allenatore Diego Bortoluzzi. Quello che faceva era sempre molto allegro, divertito, divertente, aveva un gran bel entusiasmo, insomma, che sapeva trasmettere ai ragazzi e anche tra di noi e anche tra noi colleghi. Qualche settimana fa Billio aveva avuto dei contatti telefonici per il Milan Summer Camp in programma quest'anno tra giugno e luglio sempre a Cortina e stava lavorando a questo insieme a Pietro Vierkovud. Avevamo in programma di passare 2 settimane quest'anno a Cortina, purtroppo così non potrà essere. Il dispiacere è forte, è una persona giovane, soprattutto che lascia ovviamente la cosa lascia senza parole. Adesso parliamo dei benzinai. È stata una giornata, un pomeriggio convulso, quello sul fronte dello sciopero dei benzinai, il tentativo in extremis a Roma al Ministero per scongiurare
lo stop di 48 ore, stop che è comunque scattato poco più di mezz'ora fa alle 19. Alla fine del vertice durato 4 ore, solo FAIB Confesercenti ha deciso di dimezzare lo sciopero con la serrata soltanto per domani, ma nella Marca trevigiana la maggior parte delle pompe di benzina rientrano nella situazione appunto dei gestori della Marca trevigiana, che invece hanno deciso di mantenere la linea dura, e quindi lo stop nella Marca resta per 2 giorni. Cosa pensa dello sciopero? Cioè, lei ha capito bene i motivi? Non ho capito bene, non sono molto Non è molto chiaro. in merito, no, mi dispiace. Code alle pompe di carburante, atmosfera tesa tra i gestori delle stazioni di rifornimento per lo sciopero dei benzinai che il governo ha cercato di far revocare in extremis con una riunione convocata nel pomeriggio a Roma. Una riunione convulsa che dopo quasi 4 ore non ha convinto del tutto i benzinai. Al termine, infatti, la sigla FAIB Confesercenti ha ridotto lo stop da 2 giorni a 1 fino alle 19 di domani, mentre le altre sigle hanno mantenuto i 2 giorni di stop. 2 giorni confermati anche dall'Associazione Gestori Carburanti, che rappresenta la grande maggioranza degli impianti della provincia di Treviso. I gestori lanciano 2 accuse al governo, respingono al mittente le accuse di speculazione e contestano i cartelli con i prezzi medi, eccessive poi le sanzioni in caso di violazione. Ma anche gli automobilisti, in coda per tutta la giornata, hanno le idee confuse. Cosa pensa di questo sciopero? Che fanno solo per prendere soldi e basta. Ma secondo lei c'è colpa anche dei gestori o sono più le compagnie? Le compagnie, penso. Sì. Lei sta facendo benzina perché ovviamente deve poi lavorare e quindi le serve per i prossimi 2 giorni. È vero, sì. Ha notato che i prezzi si continuano ad alzare? Ma un pochino sì. I prezzi li vede aumentati o no? Un po' sì. Ci ha capito soprattutto i motivi? Non sono completamente a conoscenza di quelle che sono le ragioni. Penso che sia ragioni che stiano da una parte e anche dall'altra. Sullo sciopero lo subiamo e di conseguenza ci stiamo attrezzando. Vede prezzi aumentati lei? Beh, assolutamente sì. Non credo che si abbasserà il prezzo questi giorni qui, perché ci sono stati dei notevoli aumenti. È qui che il governo dovrebbe ficcare il naso. Andiamo a vedere gli aumenti, andiamo a vedere questi benedetti prezzi internazionali, vedere chi li manipola, e allora lì il governo dimostrerebbe molto coraggio, perché lì va a toccare tasche ed interessi che non sono quelli dei 4 gatti, mi perdoni, dei benzinai. Il trasporto pubblico, la cronica carenza di personale, mancano 30 autisti a MOM, la società di trasporto pubblico a Treviso, e allora nasce una struttura, la Academy, il progetto Academy, per formare nuovi autisti e anche per assumerli. Fino a 4-5 mila euro per conseguire la patente D, DE e la certificazione CQC necessarie per guidare gli autobus, e questo è uno dei principali ostacoli che in questi anni ha portato sempre meno persone a presentarsi ai bandi indetti dalle aziende di trasporto pubblico alla ricerca di nuovi conducenti. Quello degli autisti di autobus rappresenta, insieme all'aumento dei costi, uno dei problemi principali con cui fare i conti. Per quanto riguarda MOM, all'appello mancano una trentina di conducenti. Al momento l'azienda ha pubblicato un bando che scadrà il 20 febbraio, per ora 12 candidati, numeri ben inferiori alle 200-300 persone che si presentavano fino a qualche anno fa. È in questo scenario che nasce il progetto Academy in collaborazione con Umanaforma e il Consorzio Autoscuole Trevigiane. Questo ci permette di aiutarli per la formazione e quindi per farsi la patente. I corsi di formazione, che prenderanno il via marzo, aperti ad una quindicina di candidati sottoposti ad una preselezione, porteranno al conseguimento delle patenti e saranno interamente finanziati dal fondo Formatemp, con la totale copertura dei costi. 4 mesi di lezioni pratiche e teoriche per 210 ore di frequenza. Al termine i partecipanti potranno accedere all'esame di abilitazione presso la motorizzazione civile. I nuovi autisti saranno a quel punto inseriti in azienda con un contratto di somministrazione di 12 mesi. Successivamente MOM valuterà la prestazione lavorativa per un'assunzione definitiva. Durante il periodo di formazione sono previsti per i candidati, che per gli spostamenti potranno utilizzare i mezzi MOM gratuitamente, un'indennità di frequentazione e un ticket mensa. Con questo progetto, insieme ai bandi già pubblicati, l'azienda trevigiana punta a dare una risposta concreta alla carenza di autisti, che viene indicata dai sindacati tra le problematiche che stanno all'origine dello sciopero indetto per venerdì 27 gennaio dalle 17:30 fino al termine del servizio dai lavoratori MOM aderenti a Filt CGL, FAISA, CISAL e SGB, che chiedono anche un adeguamento dei salari. Sul potere di acquisto dei salari non c'è niente da dire, lo sapete,
Il problema è che in questo momento tutte le aziende hanno delle difficoltà di trovare l'equilibrio economico-finanziario. Io non voglio dire che dobbiamo trovarlo sui stipendi dei lavoratori, assolutamente no, ma lo stiamo cercando di trovare. Valuteremo insieme con i lavoratori, con i rappresentanti sindacali quali sono i problemi e cercheremo di trovare le soluzioni. Adesso parliamo dello scandalo Mazzette a Santa Maria di Sala. Sabato è previsto l'interrogatorio di garanzia del costruttore padovano Mauro Cazzaro, un'impresa, la sua, come sappiamo, molto attiva nel Trevigiano e a Treviso, con politici e amministratori uniti nell'essere molto cauti nel commentare questa vicenda. È fissato per sabato a Venezia l'interrogatorio del costruttore di Trebaselleghe Mauro Cazzaro, arrestato con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla casa di riposo di Santa Maria di Sala nel Veneziano, che ha coinvolto 2 ex sindaci, manager e funzionari. Un rapporto stretto, quello tra la Cazzaro Costruzioni e la marca trevigiana. L'impresa non ha realizzato solamente il bosco verticale progettato dall'archistar Stefano Boeri, ma sta portando avanti in centro a Treviso un altro cantiere di pregio in piazzetta Sant'Andrea e si appresta a partire con un altro intervento ancora in via Montello. In quelle occasioni che ho avuto modo di confrontarmi con Cazzaro e con la sua azienda per quanto riguarda le operazioni fatte nel comune di Treviso, sono state operazioni assolutamente trasparenti e regolari. Conte non ha motivo di pensare che i cantieri in corso possano subire una battuta d'arresto, né ha dubbi sul discusso bosco verticale. Da presidente dell'Anci Veneto si rivolge semmai ai sindaci. Non ci sono margini per dire si lavora rispettando le regole o si lavora non rispettandole, non c'è discrezionalità sul tema, si lavora esclusivamente nel rispetto delle leggi e delle regole. La cautela rispetto ai fatti di Santa Maria di Sala è trasversale nel mondo politico trevigiano. Che l'aspetto più preoccupante della vicenda è appunto il coinvolgimento della cosa pubblica, insomma del bene comune e dell'amministrazione locale. Quando le cose ti accadono molto vicino e vedi che ci sono persone che assolutamente poi viene dimostrato che non hanno fatto nulla, che comunque vengono messe agli arresti domiciliari perché c'è comunque un pericolo di inquinare le prove. E quindi sono estremamente prudente. Chi poi in Italia rischia e fa impresa eccetera, credo che debba mettere in preventivo anche queste cose qui, nel senso che le variabili ormai sono tante e molte sono le persone che hanno voglia di galoppare certe cose. Io rimango garantista e mi auguro che poi la verità venga fuori. Abbiamo la magistratura che starà facendo il suo corso, come sappiamo lo fa in modo adeguato e preciso, quindi io sono dell'idea che sì, ovviamente oggi si è alzato un polverone, questo polverone andremo a vedere quando sarà il momento chi ha effettivamente le responsabilità del caso. Resta ricoverato in prognosi riservate in gravi condizioni il 18enne di Valdobbiadene, giocatore del Piave Volley, scontratosi in sella allo scooter ieri sera contro un furgoncino a Col San Martino di Farra di Soligo mentre percorreva via Brigata Mazzini. Indagini dei carabinieri sulla dinamica del sinistro avvenuto mentre il ragazzo in sella alla Vespa, come vedete, stava raggiungendo la squadra per una partita. Dal dramma di ieri sera a Col San Martino alla tragedia di Mattia Battistetti si avvicina la prima udienza per la morte del 23enne sul lavoro. La prima udienza, come sappiamo, è giovedì mattina. La famiglia oggi ha incontrato la stampa insieme alle associazioni che giovedì saranno, come sappiamo, fuori dal tribunale per chiedere giustizia. Sarà presente anche il leader di Unione Popolare, Luigi De Magistris. Vogliamo che l'attenzione sia alta, vogliamo, come stiamo chiedendo dal giorno in cui è morto Mattia, che sia fatta giustizia per la sua morte. A ridosso della prima udienza del processo per la morte del 23enne Mattia Battistetti, schiacciato dal carico della gru del cantiere di Montebelluna in cui stava lavorando nella primavera del 2021, i genitori, la sorella, gli amici, l'associazione che porta il nome del ragazzo, ma anche Unione Popolare con il suo portavoce Luigi De Magistris e poi ANPI, CGIL si preparano a far sentire la propria voce dentro e fuori il tribunale. Come mamma mi chiedo proprio e chiedo soprattutto a chi di competenza, al giudice, ai vari pubblici ministero, che rispondano alle tante domande che ho dentro al cuore. Voglio sapere perché mio figlio è morto quella mattina maledetta del 29 aprile 2021,
perché il carico della gru gli è capitato sulle spalle, perché il braccio della gru stava sorvolando sopra le teste delle persone. Tante domande alle quali ho bisogno di avere risposta. Dalla morte di Mattia a oggi sono state tante le iniziative intraprese per sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro. Panchine bianche, mostre fotografiche, serate a tema, un libro e una raccolta firme a cui hanno aderito molte personalità. Citto Maselli, Monio Vadia, Sabina Guzzanti, Fiorella Mannoia, Elio Germano, Vauro, Giuseppe Giulietti e altri. Purtroppo Treviso nel corso di questa settimana è stata l'epicentro di una cronaca tragica con un morto presso la cava Mosole e con 2 lavoratori in coma. L'appuntamento è alle 9 davanti a Palazzo di Giustizia. E poi noi alle 9:30 entreremo in aula e vedremo cosa ci aspetta. Ecco. Siamo fiduciosi comunque nella giustizia e speriamo che questa fiducia ci venga confermata. Ecco. Adesso parliamo della 2 giorni che si è conclusa oggi a Quinto di Treviso, in cui si è riunito dopo 4 anni, dopo ovviamente la pausa per il Covid, lo SPI-CGIL, il sindacato che riguarda i pensionati a livello veneto. I numeri restano inquietanti e tante le problematiche. È il primo congresso regionale del sindacato pensionati della CGIL dopo il Covid. L'ultimo si era celebrato 4 anni fa. Nel frattempo i numeri sono cresciuti, gli iscritti in Veneto sono circa 200.000, 1 su 4 ha più di 65 anni e quasi 1 su 3 ha entrate inferiori ai 1.000 euro al mese. A Quinto il congresso regionale è chiamato a rinnovare i vertici e a presentare 2 ricerche, una sulla violenza contro le donne anziane e una sulla situazione sociodemografica. Oggi in Veneto 1/4 della popolazione ha più di 65 anni, ci aspettiamo che fra 20 anni salga 1/3. In Veneto abbiamo soprattutto 2 province che sono quelle più periferiche, abbiamo Rovigo e Belluno, che sono state coinvolte e verranno coinvolte in futuro da processi forti di spopolamento e di invecchiamento. Treviso è la provincia che è cresciuta di più fino al 2014, adesso però sta calando la popolazione anche a Treviso. In un futuro non lontano un Veneto su 3 avrà più di 65 anni. Il tema caldo è la sanità, con la carenza di medici di base e l'allungamento delle liste d'attesa. La Regione non riesce a risolvere questo problema e sono tempi talmente lunghi che le persone o si rivolgono al privato, e noi temiamo che dietro ci sia appunto una strategia per spingere verso la privatizzazione della sanità, quindi chi può va al privato, chi non può rinuncia a curarsi. Segnali preoccupanti, la CGIL fa un appello alla Regione. Avevamo chiesto interventi straordinari a sostegno del sociale e della sanità, visto la gravità della situazione, l'aumento delle rette delle case di riposo, la situazione del cavolo della spesa, dell'inflazione, gli anziani che non riescono a arrivare a fine mese, insomma il sociale che manca. Infine, guardando le pensioni, 1.300.000 persone, in particolare il 40% delle donne, percepiscono meno di 1.000 euro al mese, un dato che sale al 60% se si guarda solo al settore privato. All'ex caserma Zanusso di Oderzo continuano ad arrivare nuovi migranti e si sta sfiorando nuovamente la capienza massima, l'allarme del primo cittadino. Ancora arrivi all'ex caserma Zanusso e la capienza massima è ormai quasi raggiunta, oltre 200 i migranti ospitati all'interno della struttura. Purtroppo qui abbiamo fatto un passo indietro, nel senso che fino a poco tempo fa si immaginava, secondo quello che si era sempre detto, si andava verso la chiusura, nel senso che non c'erano nuovi arrivi. Soprattutto, precisa il sindaco, gli ospiti che erano presenti nell'ex caserma erano quelli che avevano presentato il ricorso non avendo ricevuto lo status di rifugiato e stavano attendendo l'esito del percorso. Non avremmo dovuto avere nessun altro arrivo. Ora la situazione è cambiata. Mentre adesso ci sono stati questi nuovi arrivi e quindi adesso di nuovo non vediamo la fine. I migranti continuano ad essere ospitati nelle tende perché i fabbricati non sono mai stati agibili. Non sono mai stati ristrutturati i fabbricati sono conciati malissimo e non sono mai stati presi per mano e gli ospiti sono nelle tende strutture da sempre. E adesso parliamo di scuola, o meglio gli ultimi giorni alla guida della dirigenza scolastica regionale per Carmela Palumbo, che lunedì
lunedì sarà il suo ultimo giorno e poi destinazione Roma, e allora proprio in queste ore ha scritto una lettera ai suoi collaboratori. Per il senso di gratitudine che io ho provato e provo ancora tuttora, prima di tutto nei confronti dei miei stretti collaboratori, ma anche di tutto il personale della scuola, in primis i dirigenti scolastici, e perché la gestione della fase difficilissima della pandemia è stata possibile solo grazie a una fortissima coesione, comunicazione, scambio di vedute. Così Carmela Palumbo, nel lasciare la direzione dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, destinata a svolgere il ruolo di capo dipartimento al Ministero dell'Istruzione, spiega i motivi che l'hanno spinta a scrivere una lettera ai suoi collaboratori. In questi giorni tra Roma e Venezia la dirigente si è soffermata a pensare agli oltre 2 anni trascorsi nella nostra regione, iniziati in piena pandemia, esattamente nel maggio 2020, quando le scuole erano ormai chiuse da 2 mesi. Anche i miei uffici erano vuoti e silenziosi perché quasi tutto il personale era in smart working, ricorda la Palumbo. Questo è stato l'arrivo, con il macigno grosso di dover organizzare l'avvio dell'anno scolastico successivo. Nonostante queste difficoltà, il bilancio del suo lavoro in Veneto è più che positivo. E questo bilancio così positivo è stato quello che mi ha anche messo un po' in forse, nel senso che non ho detto sì subito, ci ho dovuto pensare bene, perché sapevo cosa lasciavo. Mi accompagna anche il dolore profondo per la morte in stage dello studente Giuliano Desseta, e il suo ricordo costante costituirà lo sprone per lavorare a livello nazionale sui temi della sicurezza. Continua ancora la dirigente, che spiega come già giovedì ci sarà un tavolo con Ministero del Lavoro, parti sociali e datoriali e INAIL. Proprio perché per la messa a punto di una serie di disposizioni, indicazioni per un piano di formazione che darà le linee guida anche a livello nazionale. Quindi uno dei primi impegni in realtà che porterò anche a livello nazionale. Lunedì prossimo per la professoressa Palumbo sarà l'ultimo giorno nel suo ufficio di Venezia. Prenderò le mie cose più strettamente personali, in cui saluterò. Purtroppo non posso organizzare una festa come avrei voluto perché proprio non ne ho tempo, ma ci sarà ovviamente modo di salutare anche meglio i miei stretti collaboratori, i miei dirigenti, gli ispettori. Farò un minimo di passaggio di consegne con il vice direttore e spero di non commuovermi, perché l'emozione è veramente tanta. Le nostre telecamere proprio all'inizio del nuovo anno avevano scoperto un'area di degrado sulle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, dei rifiuti abbandonati, parecchi rifiuti abbandonati. Ebbene, è stato scovato l'ecovandalo. Ringrazio Antena 3 che a inizio gennaio ci aveva segnalato un abbandono rifiuti a Guia di Valdobbiadene. Una scena che lasciava senza parole. Qui siamo sulle colline UNESCO, patrimonio dell'umanità. I primi di gennaio una nostra troupe si è imbattuta in questo scempio. Rifiuti abbandonati, sacchetti gettati e mezzi aperti. All'indomani la polizia locale con operatori SAVNO si sono recati sul posto per individuare eventuali tracce che potessero ricondurre all'autore dell'abbandono. Ora l'ecovandolo è stato individuato. Aveva lasciato fra i rifiuti una lettera con tanto di nome e indirizzo. Si tratta di un cittadino residente in un comune confinante. Oggi è stato notificato al trasgressore il verbale con la notifica della sanzione di 600 euro. Ci sono volute 2 uscite da parte del comune per poter ripulire le immondizie. Si tratta di rifiuti domestici gettate in zona impervia. Questo episodio testimonia il fatto che le ricerche su chi abbandona rifiuti vengono fatte e i colpevoli perseguiti e sanzionati. Torniamo nel capoluogo, torniamo a Treviso. Anche a Treviso, come in altre città d'Italia, si è tenuta la manifestazione ciclabile umana. A Treviso i ciclisti si sono disposti con i loro mezzi lungo la pista ciclabile in Viale Dalviano per impedire la sosta selvaggia e il transito dei mezzi a motore e ribadire che la sicurezza di chi pedala va salvaguardata. Per favore non parcheggiate sulle ciclabili, è pericoloso e crea problemi a tutti. Viale Dalviano, il tratto di punto interno più frequentato da genitori e studenti degli istituti cittadini. Qui la FIAB Treviso ha inscenato una ciclabile umana, flash mob che ha già toccato diverse grandi città italiane. Io sono in bicicletta tutti i giorni, vengo in città da Casier e immancabilmente anche prima un sacco di macchine parcheggiate sulla ciclabile, quindi mi devo sporgere
c'è traffico, rischio l'investimento ogni volta, ho paura. Comunque siamo tutti sia automobilisti che ciclisti, bisogna trovare un accordo. Il focus è dunque sull'accesso a scuola che coinvolge tutti, ragazzi, famiglie e amministrazione pubblica. Bisogna appunto avvisare tutte le mamme col SUV che parcheggiano sempre sulla ciclabile e non sui posti assegnati alle macchine. Riteniamo che occorrano delle misure infrastrutturali in applicazione delle nuove norme del codice della strada per far sì che i bambini possano accedere tranquillamente alle scuole a piedi o in bicicletta. Uno stile di vita, la bicicletta, che farebbe bene anche in termini di salute e riduzione dell'inquinamento. Meno auto eviterebbero episodi spiacevoli come quello dell'ambulanza bloccata alcuni giorni fa dalle macchine in sosta. Purtroppo c'è bisogno di un cambiamento culturale. Noi risentiamo del fatto che l'autovettura privata è vista ancora come status symbol e non ci si rende conto del fatto che in una città come Treviso per gli spostamenti entro i 5 km la bicicletta è il mezzo più veloce oltre che essere più sicuro e più divertente. A proposito di sicurezza stradale, ieri mattina a Codognè la nuova rotatoria lungo la Cadore Mare è diventata realtà. Posto. Brava Sindaca. Taglio del nastro sotto una pioggia battente per la rotatoria sulla Cadore Mare a Codognè, un intervento da 550.000 euro finanziati da Comune, Provincia e Piave Servizi, necessario per migliorare la viabilità di quell'arteria. È un'opera che risolve un buco nero di viabilità veramente molto pericoloso. La rotatoria a 5 braccia permette la messa in sicurezza anche di via Giulio Cesare e via Petrarca, dove a breve verrà inaugurato un nuovo innesto alla provinciale. Parallelamente alla rotonda sono stati realizzati una pista ciclopedonale e un nuovo impianto di illuminazione. Un'opera che ha visto la luce in un momento particolarmente difficile, prima con la pandemia, poi con i rincari delle materie prime. L'opera è leggermente aumentata, infatti abbiamo dovuto fare una piccola variante, però siamo riusciti a aggiudicarci un bando di progettazione che ha finanziato effettivamente i costi della progettazione dell'opera per circa 30.000 euro. Inizia a concretizzarsi il bando provinciale viabilità 2019-2020, spiega con orgoglio il presidente Marcon. Che ha visto la provincia concorrere a risolvere 60 problemi sulla viabilità provinciale, mettendoci 7 milioni e mezzo. Abbiamo finanziato tutti gli interventi che sono stati chiesti dalle amministrazioni comunali. È fondamentale investire sulla sicurezza stradale. L'opera inaugurata oggi è un nuovo tassello in questa direzione che dimostra quale sia l'impegno per rendere più sicure e più adeguate le nostre strade. Ma è altrettanto fondamentale che si prosegua anche nel sostenere una formazione culturale in questo senso. Non sempre sono le strade ad essere pericolose, ma siamo noi che le percorriamo a farle tali. Pensiamo che quasi la metà degli incidenti avviene per disattenzione. Le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in studio, in diretta. Domani a Treviso, in via Alzaia, ci sarà la cerimonia di consegna dei defibrillatori al Comune donati dalla Fondazione Ometto nell'ambito del progetto Piccolo Principe, nel ricordo del giovanissimo atleta Carlo Alberto Conte, il 12enne, lo ricorderete, colpito da un malore in gara, è morto il 25 gennaio del 2022, lo scorso anno. Intanto, un anno dopo, anche pensando a Carlo Alberto, è andato in scena il Cross Città della Vittoria. Un lungo applauso per ricordare Carlo Alberto Conte, il 12enne delle Fiamme Oro Padova, colpito lo scorso anno da un malore in gara e morto il 25 gennaio. È quello che ha preceduto l'avvio della corsa categoria ragazzi alla 38esima edizione del Cross Città della Vittoria a Vittorio Veneto. Un anno dopo quei drammatici istanti sono ancora vividi e i pensieri riaffiorati intensi. Ha rappresentato un momento di grande dolore e di profonda riflessione. Per onorare il giovanissimo atleta, Silca, Ultralight Vittorio Veneto e Atletica Conegliano hanno deciso di sostenere il progetto Piccolo Principe, che promuove la prevenzione e l'installazione di defibrillatori in scuole e impianti sportivi. È una bella iniziativa che abbiamo sposato e i genitori ce l'hanno chiesto
e noi l'abbiamo fatto ben volentieri, perché questo vuol dire andare al sodo e non solo fare parole. Dai più giovani ai più esperti, 1500 hanno preso parte alla manifestazione che si snoda sui saliscendi dell'area Fender. Sicuramente molto competitiva, atlete molto valide, però questa gara mi piace tanto e l'ho fatta molto volentieri, sudata, faticosa, ma molto piacente, molto bella. Questa gara fa sempre per me, mi diverto sempre a farla e niente, oggi è stata una bella gara, sono super contenta. Sono state delle gare interessantissime, anche con nomi nuovi, veramente tecnicamente belle gare, molti sorrisi, molta gente felice e contenta perché è stata una bellissima giornata di sport. Adesso le notizie dal Bellunese. E parliamo di Olimpiadi 2026, parliamo di Milano Cortina, perché dopo Milano si terrà in Veneto il 27 febbraio la prossima cabina di regia sull'evento olimpico. Si lavora sulle infrastrutture e sulla ospitalità, argomento quest'ultimo scottante dopo il caso che ha coinvolto lo storico Hotel Miramonti. Se gli alberghi sono aperti, fino a prova contraria sono aperti perché rispettano le norme. E dopodiché io non ho notizie che i nostri imprenditori non siano, come si può dire, non siano inclini ad applicare la legge. Il caso dell'Hotel Miramonti, chiuso con ordinanza sindacale per mancato rispetto delle norme antincendio, getta ombre sull'ospitalità di Cortina a 3 anni esatti dalle Olimpiadi invernali. Il presidente della regione prende le difese degli albergatori e rilancia. Se c'è qualcosa da mettere a norma, penso che siano tutti a disposizione, però far passare l'idea che siamo tutti, diciamo, fuori norma, decisamente no. Dopodiché, se qualcuno ha degli aggiustamenti da fare, li farà. 1 miliardo di PIL, la stima dell'indotto che le Olimpiadi porteranno nei territori ospitanti. Cortina sta vivendo questo periodo con grande fermento, afferma Zaia, che anticipa il prossimo incontro della cabina di regia che si svolgerà il prossimo 27 febbraio in Veneto. La città non è ancora stata individuata dopo l'incontro della settimana scorsa a Milano. E noi abbiamo tutti i presupposti per fare una grande Olimpiade e penso che questi presupposti li si vedono quotidianamente. E vi posso garantire che quando le opere delle sedi, diciamo, di gara verranno ultimate, vedrete una Cortina che sarà totalmente cambiata rispetto alle venue sportive. Dopodiché c'è anche tutto il tema della viabilità sul quale stiamo lavorando ed è un tema che ci interessa da vicino. Prova ne sia che abbiamo già fatto una cabina di regia a Milano, ne avremo la prossima il 27 febbraio qui in Veneto. Il 15 giugno prossimo il Consiglio di Stato si pronuncerà su un'opposizione a una sentenza del TAR del Veneto che lo scorso agosto, lo ricorderete, aveva annullato un decreto con cui il Ministero della Cultura aveva dichiarato di notevole interesse pubblico l'area del Comelico e della Valle dell'Ansie. I 2 ricorsi in appello sono stati presentati dal Ministero stesso attraverso l'Avvocatura dello Stato e dalle associazioni Italia Nostra, Lipo e Mountain Wilderness. Al pronunciamento ministeriale avevano reagito in particolare i comuni interessati, la provincia di Belluno e anche la regione Veneto. Timorosi, si legge in una nota delle sigle ambientaliste, che il decreto ministeriale potesse limitare lo sviluppo dell'area e favorire lo spopolamento della montagna. La decisione del Consiglio di Stato dunque il prossimo 15 di giugno. Adesso parliamo delle forti nevicate in quota in queste ore, in particolare nella serata di ieri, tanto che un automobilista è stato soccorso dai vigili del fuoco di Cortina dopo che la sua auto era rimasta letteralmente bloccata nella zona del Passo Giau. Proseguono i disagi sul fronte della viabilità in provincia di Belluno causati dalla copiosa nevicata della giornata di ieri. Dopo le 6 autovetture recuperate dai vigili del fuoco nel pomeriggio, in serata un automobilista è stato portato in salvo nella zona del Passo Giau nel Cortinese. L'uomo, che stava rientrando alla sua abitazione situata poco distante, è rimasto bloccato tra i cumuli di neve fresca ed è stato quindi necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Cortina che con una fresa hanno aperto la strada, divenuta impercorribile, e hanno trainato l'autovettura dell'uomo fino a destinazione. Le precipitazioni hanno interessato tutto l'arco dolomitico sopra gli 800 metri di quota, con accumuli di neve fresca mediamente compresi tra i 25 e i 40 centimetri. Massima prudenza alla guida, la raccomandazione di Veneto Strade, anche in previsione delle nuove precipitazioni attese per la nottata di oggi. Alla Fondazione Giovanni Angelini a Belluno la presentazione di un innovativo programma didattico legato al territorio.
Formazione attiva e legame con il territorio sono i punti attorno a cui ruota il progetto Rigenera Montagna, organizzato dalla Fondazione Giovanni Angelini con le università di Padova e Trento e diversi partner pubblici e privati. Un percorso biennale rivolto a 120 studenti di 3 istituti superiori della Valbelluna, con l'obiettivo di valutare e sviluppare il legame tra i giovani e l'ambiente dolomitico. Di dare spazio, dare voce ai giovani e in particolare proprio agli adolescenti del nostro territorio, accompagnarli in un percorso che possa valorizzare proprio il loro legame con la montagna bellunese. Gli studenti parteciperanno concretamente in prima persona a percorsi formativi in natura per stimolare da un lato l'apprendimento attivo, dall'altro la passione e l'emozione che solo l'esperienza diretta può favorire. È noto che uscire in un ambiente, frequentare soprattutto ambienti verdi con acqua, favorisce questo recupero della fatica fisica ma anche un recupero emotivo e anche un incremento delle emozioni piacevoli e positive, un aumento della vitalità che si configura come benessere psicologico. Focus dell'esperienza: la tutela della biodiversità, coesistenza uomo-natura, gestione e salvaguardia dell'ecosistema idrico della provincia, sensibilizzazione al tema della salute. La salute delle persone dipende in maniera diretta e molto forte dalla salute dell'ambiente e dalla salute degli animali, quindi queste 3 componenti che non possono essere divise, non possono scindersi, ma vanno guardate nel loro insieme. Parliamo della nostra programmazione. Più di 4 anni della sua vita Giuseppe Bassi li ha passati in prigionia nei campi dell'Unione Sovietica. La storia del reduce di ben 104 anni è protagonista del documentario Bassi L'Ora, in onda giovedì sera, appuntamento da non perdere, alle 21:15 in prima serata su Antenna 3. Un'intervista esclusiva proprio a Bassi L'Ora, a Giuseppe Bassi, andrà in onda questa sera durante Ring. Un'anticipazione. Questi sono alcuni oggetti ricordo anche della prigionia di Giuseppe Bassi, una persona straordinaria che tra pochi giorni, il 3 febbraio di questo 2023, compirà 104 anni. 4 di questi anni della sua vita li ha passati, ben più di 4, da prigioniero in Russia, e noi trasmetteremo il suo documentario nelle prossime serate di Antenna 3. Si intitola Bassi L'Ora, un documentario meraviglioso, e adesso vi spieghiamo perché. Vi presentiamo Giuseppe Bassi. Io mi metto la maschera. Ben trovato, Giuseppe. Va bene. Perché si chiama Bassi L'Ora lei? Perché ero l'unico che era riuscito a conservare l'orologio in prigionia. Che è questo? È questo? Che è andato a aumento in tanti anni, passando in tante mani, perché siccome c'era l'ora di guardia durante la notte, non c'era nessun orologio nei prigionieri. No. Li avevano requisiti tutti? Sì, no, li avevano rubati tutti i prigionieri. Ecco, requisiti. E lei era l'unico? E tutti domandavano l'ora a lei? Quindi l'unico che aveva l'ora in prigionia ero io, e quindi quando eravamo nel camerone e incominciavano alle 10 ad aver fame, allora incominciarono a dire Bassi L'Ora per sapere l'ora per le 12 che arrivava la zuppa. Giuseppe, cosa l'ha tenuta in vita? Qual era la sua forza di volontà? La famiglia a casa? Tornare per raccontare. Tornare per raccontare. Bisogna tornare per raccontare questa esperienza che abbiamo fatto, cioè che hanno fatto i superstiti, 100.000 sono morti. È davvero tutto, e allora vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio, dove il tempo è in via di miglioramento. Il dettaglio di mercoledì 25 gennaio. Sul Veneto al mattino cielo nuvoloso e saranno possibili ancora delle precipitazioni sparse
In seguito diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Permane un marcato pericolo di valanghe sulle Dolomiti ma anche sulle Prealpi. Temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime invece tra i 7 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche residua pioggia inizialmente, anche in questo caso poi con il passare delle ore sarà più soleggiato, il cielo sereno, bora moderata sulla costa. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo molte nubi di mattina, poi in giornata ampie schiarite. Temperature minime sui 2-3 gradi, massime intorno agli 8-10 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento con Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.